Allora, lì un contadino, e si è messa la mattina sul campo, no? Quando tira su, no? Tirache, no? Capelli de paia, là che taglia col falsin che taglia l'erba sul campo, no? No, passa un con sto macchinone, no? Blu, no? Targa bianco, smonta da un signore distinto, giacca in doppio petto, capello bianco, no? Sigaretta. Buongiorno, signor contadino. Oh, buongiorno, buongiorno. Ma mi pare che siamo buono. Arrivi qua a quest'ora qua a tagliare l'erba sul campo. Salo, noi altri contadini cominciamo presto ad andare sui campi la mattina, perché dopo una certa ora vieni su caldo qua, non si resiste più a tagliare l'erba e mi ciapo avanti perché per mezzo botto bisogna che abbia già finito tutto di tagliare, che dopo mi via caldo. Scusi, se io permetto di farvi un'osservazione, se lui si è detto all'erba così, no? Si è detto all'erba col falsino, se gli avessi un'altra lama da mettere su dall'altra parte, lui faria andata e ritorno e taglieria il doppio dell'erba che si dio fare adesso. Ah, qua proprio un falsin qua, ma aspetti che provo, cioè. E c'è pagato il falsin che cava la lama e lì con un spago, no? E comincia a te andata e ritorno, shum, 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 andata e ritorno. Ma sa lo che ha proprio reso, ma guardi quanto lavoro che vado avanti adesso, ma che ha proprio reso, ma se lavori da ingegnere, queste qua, se è ingegneria questa, ma mi sono un ingegnere, ah, mi pareva mica che c'era qualcosa. E mi scusi se mi permetto di farvi un'altra osservazione. Se non tanto che se Dio taglia l'erba avanti in rio, su e doppio taglio, se che avessi anche un rastello da mettersi su, legato al ginocchio, lui fa passo in avanti, tanti in rio, passo in avanti, e lui, ma manca il taglia l'erba e restella anche tutto il fieno, e lo restella su per da rio e va avanti al lavoro finito. Ma guarda che idea che mi ha dato da ingegnere, ma aspetti che con Restello qua, c'è per Restello e che spacca la mano, e spacca la mano e se lo liga con spago, no, sul ginocchio, no, allora te vedi, zin, zoom, passo in avanti, zin, zoom, passo in avanti, insomma avanti in rio, noi che era 11, non aveva finito a tagliare tutto quanto l'erba, tutto il campo invece che ha messo a botta, aveva c'ha un'ora e mezza avanti del lavoro. Ah, ma veramente, sei in campo lui mi ha insegnato veramente, ma non avrei mai pensato se non avessi lui. E adesso mi per ricompensarlo lo invito a casa mia a bere un bicchiere di vino, di quello nero, del vino nuovo. Mi lo ospito a casa mia. Volentieri, Salo, bene, e mi segua. Cioè che vado io, no? Con la macchina che altro, metto il falsino in spalla, no? Con restare ancora di gamba che va su e so, arriva a casa, no? Metti la bicicletta appoggiata a casa, no? Cava su tutto quanto, no? E comincia ad essere che la femmina va sul puner, no? La è su stavo di Porsei, no? E va sotto il barco di attrezzi agricoli, non la è neanche lì. Ma dove è finita, porco cane? Va in camera, va su di sopra, no? Non la vede lì in letto suo compare. Oh Maria, Maria, sono la fuori, ti spiego. Tasi, non ti spiego tu Ioanni, Tasi, no, Tasi, mettiti a posto i cavalli, sistemati un fiare, incurete, e va su da basso, te va in cantina, c'è una bottiglia di vino de nero, di quell'ultimo, quel nuovo, e ti metti insieme a tocco dove c'eri che con una persona qua, cioè ti vede che si alza su, e so compare, no, tira su dai guarda, non lo vede, e scusa, Tasi, non vuoi spiegare, Tasi, non vuoi dire Tasi, todita, adesso te ciapate, te rincura, te sistema, metti sulle braghe, vestisete e te va fuori a parlare in silenzio, pin pianino, senza fare rumore, te va sopra la finestra, a tu capio, ecco, calma, ecco, e non far casin, pin pianino, a tu capio, perché qui che sei su da basso adesso, se sa che mia moglie mi ha fatto i corni e mi fa caricare anche il carro dei fiengui lì.